Nuovo capitolo nella telenovela Sanità in Calabria. La Commissione Finanza ha approvato una norma in Parlamento che rende incompatibili le funzioni di commissario per il piano di rientro sanitario e gli altri incarichi istituzionali. A renderlo noto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, il quale in una nota aggiunge: bisognerà informare alcuni presidenti di regione e chi come loro aveva messo le mani sulla sanità regionale che è arrivata l'ora di farsi da parte. Il posto del commissario al momento nella regione Traballa, Massimo Scura, sembrava certo la scorsa settimana sarebbe stato sostituito. La nomina del sostituto da parte del governo sembrava questione di ore ed invece ad oggi nulla è cambiato. Alla precisa domanda dei cronisti sulla vicenda, il premier Conte oggi ha risposto così: il commissario ci stiamo lavorando. Insomma, nulla di definito è stato deciso dal governo.